Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime novità della nostra regione e non solo, daremo anche uno sguardo a quello che sta capitando in Friuli Venezia Giulia. C'è un'ampia pagina di cronaca che ci aspetta e partiamo raccontandovi una storia molto particolare che sta avvenendo a Montebelluna, perché sono diversi i giorni che tra le vie e le piazze del centro si aggira una coppia di rapinatori che prende di mira giovani e giovanissimi della zona. Quello che ha dell'incredibile è l'età di questi due personaggi, perché hanno 11 e 12 anni. A Montebelluna li chiamano già i baby Bonnie and Clyde. È una coppia di bambini, lei 11, lui 12 anni, che da tempo imperversa tra le piazze del centro. L'ultimo episodio tra queste giostre è la seconda sera dell'anno. Siamo in piazza D'Annunzio e la vittima è un 14enne prima avvicinato, poi minacciato ed infine aggredito dai due per sottrargli qualche euro. Il fatto è stato notato subito da uno dei gestori delle attrazioni, che è intervenuto fermando la rapina e mettendo in fuga i baby malviventi. Ma è la terza volta che i due bambini rapinano o tentano di rapinare dei coetanei poco più grandi, e in un caso, dopo aver cercato di sottrarre il portafoglio ad un ragazzino vicino all'area pattinaggio, erano stati affrontati dagli amici della vittima, con conseguente rissa e intervento dei carabinieri. Identificati, i due piccoli rapinatori sono stati riconsegnati ai genitori, pare nel campo nomadi di Montebelluna, giusto il tempo per tornare nuovamente tra queste vie e queste piazze, dove tutti ormai li chiamano i Bonnie and Clyde del Sedese, nell'attesa che qualche autorità prenda provvedimenti per salvare questi bambini dalla deriva criminale. Una storia, sottolinea Monsignor Antonio Genovese, che guida la comunità cristiana di Montebelluna, che deve far riflettere tutti. Questi dodicenni sono un po' i dodicenni di tutti. Sono tutti i nostri figli e la prima cosa è il dispiacere grande, perché noi lavoriamo anche in parrocchia, io spesso anche con i ragazzi delle elementari e delle medie, e colgo quasi mai queste situazioni di disagio eccetera, senza accusare, però una riflessione anche di chi ha responsabilità su proprio l'emergenza educativa. Allora io credo che sia importante non esorcizzare, ma domandarsi, soprattutto noi adulti, su cosa puntiamo e perché sono gli ambiti del futuro. E andiamo in Svizzera, mentre a Crans-Montana il tragico bilancio per l'Italia è salito a 6 vittime. Nella località colpita dalla strage sono al lavoro due psicologi trevigiani, il dottor Paolo Pilone e il dottor Luca Cremasco di SIPEM SOS Veneto. Fanno parte del team internazionale di specialisti che dà supporto a familiari e sopravvissuti. C'è un dolore immenso sicuramente e c'è una sofferenza data proprio anche da appunto una non magari accettazione poi della realtà stessa, perché poi quando viene comunicata la reale notizia la sofferenza è molto grande. Ogni psicologo ha una sua modalità di intervento che gli permette di entrare attraverso un ascolto attivo e un sostegno spesso attraverso proprio quello che noi diciamo attraverso una presenza costante ma supportiva, che consente loro di raccontare e anche di rinarrare quanto stanno vivendo, e lasciando libero spazio alla parte emotiva sicuramente. Ascoltare, stare vicino, diventare dei contenitori di parole ed emozioni. Un lavoro fondamentale per aiutare chi affronta l'abisso del dolore più grande o un trauma che torna alla mente ogni secondo. Il dottor Paolo Pillon, assieme al collega Luca Cremasco, entrambi trevigiani, il primo di Sernaglia della Battaglia e il secondo di Maser, sono partiti alla volta di Crans-Montana il 1 gennaio. I due psicologi veneti nel team italiano e svizzero al lavoro fin da subito per il supporto ai familiari delle vittime e dei feriti, ma anche dei sopravvissuti. Fanno parte di SIPEM SOS, la società italiana di psicologia dell'emergenza, attivata nel loro caso dalla Protezione Civile regionale del Veneto. Volontari si sono messi in auto e hanno raggiunto il prima possibile il Canton Vallese, dilaniato dalla tragedia che vede di giorno in giorno ritoccare cifre e nomi della strage. 6 i morti italiani accertati, i volti di ragazzini tra i 15 e i 16 anni come Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. Una missione internazionale con i migliori uomini sul campo. Il dottor Pillon e il dottor Cremasco erano intervenuti anche nella strage del Busti Mestre,
Qui il lavoro è stato ancora più complesso per gli assistiti, ma anche per loro stessi. Anche se avevamo già vissuto quella tragedia di Mestre, perché per alcuni versi è molto similare, qui l'impatto proprio anche delle salme è stato molto molto forte. A differenza della tragedia dell'autobus di Mestre, dove i familiari erano tutti stranieri, a parte eccetto il conducente del mezzo, questa volta invece i familiari erano tantissimi italiani, quindi anche quando facevano le conferenze stampa noi eravamo sempre presenti, proprio perché c'erano dei vissuti emotivi molto impattanti, perché naturalmente le notizie ufficiali venivano date, ma sempre passo dopo passo, e naturalmente l'angoscia cresceva perché non sapevano se i loro familiari dove erano ed eventualmente come stavano. Un lavoro capillare senza sosta che si basa sulla vicinanza, come quando in queste ore hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime e alla marcia silenziosa per le vie della città. Prendiamo in carico le famiglie a cui diamo sostegno durante la giornata e poi li accompagniamo eventualmente anche nelle situazioni di spostamenti che loro devono fare. E poi ci sono gli amici, i sopravvissuti dell'inferno. Pillon e la squadra di psicologi hanno affrontato anche questo capitolo della tragedia. Erano lì quella sera lì durante l'incendio e quindi hanno vissuto proprio l'impatto sia visivo, ma anche c'è tutto l'impatto che coinvolge tutti i sensi, perché naturalmente loro hanno tutta la scena che ci raccontano e naturalmente questo permette loro anche di avere un contenitore, insomma noi facciamo proprio da contenitore in questi momenti qua. Un percorso che per i ragazzi non termina certo in questi giorni. Vanno monitorati, infatti noi stiamo anche coinvolgendo le altre associazioni di volontariato, ma poi anche i servizi territoriali, di poter monitorare attraverso gli stessi familiari di questi ragazzi, di monitorare i loro segni, i loro sintomi che potrebbero emergere anche fra un mese, ma anche entro i 6 mesi, perché comunque anche un disturbo post-traumatico da stress potrebbe emergere a distanza. E intanto ci sono state delle discoteche del Veneto che in questo fine settimana hanno dedicato una riflessione, un minuto di silenzio alle vittime della strage. Chiudete gli occhi e pensate a quei poveri ragazzi e pensiamo una cosa così non deve mai più succedere. Grazie, un momento di silenzio ve lo chiediamo, grazie ragazzi. Nel luogo dove solitamente risuonano musica e festa cala il silenzio, un silenzio carico di dolore, e i pensieri scorrono tra i giovani e giovanissimi. Uno, molto probabile, potevo esserci io lì. Lì è Cran Montanà, in quel locale dove l'inferno ha inghiottito i sedicenni, i ragazzi come loro. Il presidente del sindacato locali da ballo della Marca trevigiana, Giannino Venerandi, lo aveva promesso e così è stato. Le direzioni dei locali Odissea, Anima Club e Casa di Caccia in questo weekend hanno deciso di fermarsi per un momento e riflettere con i giovani. Io sono rimasto veramente sconvolto, non ho parole per descrivere tutto quello che è successo, una tragedia immane. Non doveva mai succedere una cosa del genere. Purtroppo ci sono delle persone che aprono dei locali che magari non sono a norma, quello era solo uno scantinato senza una via d'uscita, c'era solo una scala da 1 metro di larghezza per andare giù e con quella scala doveva andare su e giù, quindi se succede qualcosa lì è una trappola mortale. Per quei poveri ragazzi giovanissimi avevano una vita davanti, non si meritavano certo una fine del genere. Qualcuno dovrà dare delle spiegazioni, qualcuno dovrà pagare. Rispettare le regole e mettere la sicurezza al primo posto è quanto il Silba ha ribadito con forza in questi giorni di profonda tristezza. Dovete venire a ballare senza avere problemi, senza avere nessun tipo di paura. Noi operatori del settore siamo qui per intrattenervi, per offrirvi servizi di qualità adeguati e altrettanto sicuri. È una grande responsabilità, oltre che una passione per il nostro lavoro, ce la mettiamo tutta e ogni giorno se c'è qualcosa che non va noi interveniamo, ogni giorno lavoriamo per la vostra sicurezza, perché quando venite qua dovete essere al sicuro al 100%. Poi il minuto di silenzio e quel groppo in gola che dice tutto, non si può morire così. Io lo so che in questo momento è dura, però io farei un applauso forte, facciamoci sentire, per quel poco che possiamo fare. Ragazzi, grazie, grazie.
sentivo di farla questa cosa qua. Non possiamo far finta di niente, non possiamo far finta di nulla. Tragico incidente nell'Alta Padovana, un 74enne è stato travolto da un'automobile e ucciso mentre attraversava la strada. Sul posto per noi c'è Federico Fusetti con Cristian Rocchi Agliende. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Siamo infatti a Santa Giustina in Colle, siamo venuti a trovare il sindaco Moreno Giacomelli, buongiorno, Giacomazzi, scusi, che tra l'altro era proprio sul posto ieri sera dove il signor Vittorino è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada a pochi metri qui dal municipio. Lei era sul posto anche perché purtroppo è un suo parente, Vittorino. Che cosa è successo ieri sera? Sì, diciamo ieri sera ero a casa e ho sentito che c'era un elicottero che sorvolava il nostro territorio e quindi ho sentito che c'era stato un grave incidente appunto davanti il traversamento del cimitero e mi sono recato sul posto, era successo da pochi minuti e c'era appunto questa salma. Quando sono arrivato io ormai non c'era più niente da fare e nonostante i tentativi da parte degli operatori sanitari e abbiamo dovuto poi capire chi era perché effettivamente una persona travolta a piedi sicuramente ho detto è del posto e purtroppo è capitato a me di fare appunto la brutta sorpresa che era appunto Vittorino che non è parente diretto ma è diciamo lo zio di mio cugino, quindi c'è una parentela, ma la parentela è più che altro la conoscenza perché siamo cresciuti assieme anche con mio cugino e Vittorino era sempre in famiglia ed era veramente una persona che tra l'altro ho visto il giorno prima al bar e che trovavo spesso, una persona che era veramente piacevole parlarci assieme, persona intelligente, anche simpatica e molto anche dedicata al paese sul volontariato e quindi sicuramente al di là della tragedia che comunque è una tragedia quando muore una persona nel caso specifico lascia un vuoto alla comunità perché ripeto era una persona che da quando era andato in pensione era sempre presente al bar ed era comunque piacere incontrarlo e scambiare due parole assieme a Vittorino che ripeto sicuramente un legame particolare perché sono cresciuto, ero piccolo, andavo da mio cugino e trovo sempre Vittorino che giocavamo e scherzavamo assieme, quindi veramente una bravissima persona. Ho raccolto testimonianze anche da parte di chi lo frequentava quotidianamente ed era una persona veramente che ci mancherà molto perché il brutto è che comunque è venuto a mancare con una tragedia che ci deve far riflettere perché adesso il vaglio di come è successo lo stanno facendo appunto le forze dell'ordine perché probabilmente era sulle strisce però non si sa se stava andando o tornando e quindi questo sarà un compito ovviamente delle forze dell'ordine. Diciamo che è una riflessione che facevo ieri sera ma da tempo che lo faccio e un monito che voglio lanciare a tutti: dobbiamo stare attenti quando si va per strada e questo vale sia per i pedoni, per i ciclisti e per gli automobilisti. Diciamo che a volte quando succede una tragedia così a rimetterci sempre il pedone o il ciclista, ma per questo non vuol dire che magari la colpa sia dell'automobilista perché a volte c'è chi anche nell'attraversare la strada può commettere a volte una leggerezza, quindi dico sempre a tutti quando si va a raccontare quello che è successo è troppo tardi, quindi dobbiamo pensarci prima, quindi noi automobilisti stare attenti ma stare attenti anche i pedoni perché il fatto che si sia sulle strisce pedonali non vuol dire che si abbia ragione perché quando sei a ragione è troppo tardi, no? E quindi adesso succede un episodio così, due famiglie che piangono, una piange un caro che non c'è più e sicuramente la famiglia del ragazzo che stava alla guida di certo non starà bene né lui e tantomeno la famiglia perché quando si va a investire una persona sicuramente non si sta bene, si fa riflettere. Una riflessione generica che io voglio portare è proprio questa, di capire, stare molto attenti quando si va per strada perché basta poco per rovinarsi la propria e la vita degli altri, quindi quello sicuramente sto attento anch'io ma voglio dirlo visto che ho l'opportunità di dirlo. Lei tra l'altro ha anche incontrato i familiari di Vittorino Muraretto, 74 anni, pensionato dicevamo di Santa Giustina, insomma la situazione è difficile, come diceva difficile anche per la persona che l'ha investito e la sua famiglia. Sì, sicuramente fatalità. Prima ho incontrato la moglie Natalina e le due figlie Diana e Arianna e in questa situazione come si capisce già fanno fatica a realizzare perché comunque
quando ti viene a mancare una persona, magari nei primi momenti sembra quasi che sia andato a fare una passeggiata, poi ti rendi conto un po' alla volta che effettivamente non tornerà più. Io le ho viste, ovviamente sono tutte e 3 provate, e ripeto, io faccio fatica comunque a affrontare l'argomento perché è un qualcosa di personale che Vittorino lo conoscevo già da piccolo, quindi è stato anche un po' mio zio, vogliamo dire, quindi è sicuramente una persona che mancherà ed è venuta a mancare nel peggior dei modi, perché comunque non fai il tempo di realizzare quando ti manca un caro, quando succede una tragedia così improvvisa, che penso sia stata una frazione di secondi proprio. Poi cosa è successo realmente lo vedranno, stabiliranno i carabinieri. Ultima cosa, c'è un problema sicurezza sulle strade di Santa Giustina in Colle, Sindaco? Beh, allora, il problema sicurezza, noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Per esempio, basti pensare ai lavori che sta facendo in piazza e tutti gli attraversamenti sono illuminati. Il fatto è quello che tanti lamentano, magari a volte la velocità, però più di metterci i limiti di velocità e metterci tutto quello che vuoi, a volte ci metti qualche telecamera da deterrente, però mi riallaccio a ciò che ho detto prima, cioè prima vale nella coscienza di chi è alla guida di rispettare i limiti, che rispettare il limite molti tralasciano questo particolare. Rispettare il limite non vuol dire solo non prendere una multa, rispettare il limite vuol dire evitare di trovarti anche il pedone che magari ti sbuca all'ultimo minuto o qualsiasi altra cosa per evitare il peggio. Quindi diciamo che criticità di viabilità in paese non ce ne sono in modo particolare. Forse la vera criticità è quella che molto spesso è chi sta alla guida, che fa fatica a rispettare i limiti di velocità, e non si può sempre avere una pattuglia, avere una telecamera che registra o che ferma. Quindi la cosa fondamentale è avere testa attaccata al collo, essere attenti alla guida. Potrà sembrare retorica, sì, ma è un dato di fatto, perché ripeto, quando andiamo a piangere un caro è troppo tardi. Grazie anche per questo appello alla prudenza che arriva dal sindaco di Santa Giustina in Colle, e ovviamente insomma ci uniamo anche noi al dolore della famiglia di Vittorino Muraretto. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti per questo collegamento da Santa Giustina in Colle. Noi ci spostiamo di poco, però andiamo a Rosà, però siamo passati in provincia di Vicenza perché c'è apprensione per la scomparsa di un cittadino di Rosà, ma ci racconta tutto Vanessa Banzato. Vanessa? Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo a Rosà, siamo in via Garibaldi, assieme a me la sindaca di Rosà Elena Mezzalira, perché proprio all'interno di questa parte dell'edificio aveva la sua attività l'ingegnere Antonio Menegon, 78 anni, di cui da giorni si sono perse completamente le tracce. Menegon risiede a Tezze sul Brenta, l'attività dicevamo ce l'ha proprio qui a Rosà, ma in realtà lui era molto noto per le sue consulenze. Era infatti conosciuto come il super consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, una battaglia che aveva portato avanti nel territorio, nel Veneto, in realtà un po' in tutta Italia, perché anche nel sud Italia era riuscito proprio a portare avanti questo discorso per contrastare autovelox considerati irregolari, tanto che ricorderete che anche nel nostro Veneto, anche nelle nostre province, numerosi autovelox erano stati bloccati per diverso tempo, finché proprio non si fosse fatto chiarita la situazione di queste strumentazioni che servono assolutamente per tutelare la sicurezza stradale. Fatto sta che è un vero e proprio giallo a oggi il fatto della scomparsa dell'ingegner Marangon. Non si sa assolutamente nulla. A dare l'allarme qualche giorno fa è stato il presidente dell'Unione Consumatori di Rossano, Antonio Tognoni, che avrebbe avuto bisogno dell'ingegnere per alcune consulenze, alcune perizie in merito a un incidente stradale. Difatti lui era anche un perito, un tecnico che aveva lavorato anche proprio con le forze dell'ordine per cercare di far chiarezza su numerosi episodi che avevano coinvolto le persone in incidenti stradali o i comuni stessi.
Non ha avuto risposta, si sono recati, ha subito sporto denuncia che è stata anche confermata dalla sorella, fatta sport anche dalla sorella di Marangon, che si è recata sul posto, l'unica familiare al momento reperita. Ai carabinieri, vigili del fuoco avrebbero fatto dei sopralluoghi proprio all'interno dell'attività, questa galleria d'arte gestita dal 78enne, trovando un mazzo di chiavi di casa dell'ingegnere sul tavolo dell'ufficio, trovando l'auto e il furgone dell'uomo all'esterno dell'attività. Di lui nessuna traccia, non si sa assolutamente nulla. Sindaca, lei si è messa in contatto anche con i carabinieri e quant'altro, però è un vero e proprio giallo questa scomparsa. Sì, è una notizia che arriva all'inizio dell'anno, che ci stupisce, che ci sorprende in maniera negativa, che ci preoccupa anche. Non è bello avere di queste notizie e siamo vicini ai familiari, alle persone care all'ingegnere Antonio. Lui da diversi anni gestisce questa attività, questa galleria d'arte qui a Rosà, che sicuramente rappresenta una delle sue più grandi passioni, però non è una persona che vive il paese, che è molto conosciuta, quindi noi purtroppo non riusciamo ad essere d'aiuto. Sappiamo e confidiamo nel lavoro che stanno portando avanti le forze dell'ordine, che stanno cercando appunto di ritrovarlo, e confidiamo questo avvenga al più presto. Anche perché conoscendo appunto la sua attività, un uomo molto battagliero e pronto ad andare fino in fondo, si pensa davvero di tutto, si pensa addirittura anche il peggio. Sì, diciamo che in questo momento, non avendo nessun tipo di riscontro, noi purtroppo l'abbiamo appreso dai giornali come tutti, tutto può essere possibile, dal malore a qualsiasi altro episodio. Confidiamo ancora che non sia successo niente, che possa farsi vivo, e che speriamo appunto che possa essere ritrovato il prima possibile. Potrebbe essere di grande aiuto, ma senz'altro gli inquirenti lo stanno già facendo, il fatto di seguire le varie celle del telefono per risalire alla posizione del telefono cellulare di Menegon, da capire proprio cosa possa essere successo, ma gli inquirenti, come dicevo poco fa, stanno portando avanti tutte le indagini senza lasciare nulla al caso. Per il momento da Rosà è tutto. Filippo, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato per questo collegamento da Rosà, e noi ci spostiamo invece a Mestre, perché parliamo ancora dell'omicidio di Mira, perché ci sono delle iniziative, credo, per ricordare la vittima di questo tragico avvenimento di cronaca, Sergiu Tarna. Ci colleghiamo con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Innanzitutto stanno continuando, come potete immaginare, le indagini dei carabinieri per trovare i killer. Sembrerebbe fossero almeno due, che hanno ucciso, freddato con un colpo di pistola alla tempia Sergiu Tarna, il barman 25enne. È successo la sera del 30 dicembre scorso, il corpo è stato poi trovato il giorno dopo nei campi gelidi in mezzo al fango, in una zona tra Mira e Malcontenta. Al vaglio, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia della zona in cui è stato trovato il corpo sia del centro di Malcontenta. Si stanno ricostruendo soprattutto le ultime ore del ragazzo che aveva terminato di lavorare alle Squisa Bar qui di Mestre, che vedete alle mie spalle, intorno alle 20, e è stato ucciso, secondo quanto poi è emerso dall'autopsia, intorno alle 22. Dunque si sta cercando di capire che cosa sia accaduto in quelle 2 ore. Al vaglio anche i 2 cellulari che erano in suo possesso. Si indaga nell'ambiente della droga. Alcune fonti a lui vicine sembrerebbe sostengano che avesse, contratto dei debiti proprio in quello che è il mondo della droga. Quindi questa è la pista che si sta seguendo maggiormente. Come hai anticipato tu Filippo poco fa, c'è stata nel frattempo una grande catena di solidarietà per aiutare la mamma di Sergiu a raccogliere il denaro necessario per poter
pagare il funerale di Sergio, che sarà celebrato con tutta probabilità a Marghera o nella grande chiesa di Zelarino una volta che arriverà il nulla osta da parte della magistratura. È stato diffuso un IBAN per raccogliere quanto più possibile attraverso i canali social e anche le associazioni che stanno aiutando la mamma, e inoltre proprio ieri in tutte le chiese, i luoghi di ritrovo della comunità moldava, i fedeli si sono riuniti e quanto raccolto è stato già donato alla mamma. Non è però stata l'unica iniziativa di solidarietà, perché ieri nel tardo pomeriggio gli amici si sono raccolti in un minuto di silenzio, e poi proprio qui di fronte al bar dove era stato con i colleghi l'ultima volta, ovvero la sera del 30 dicembre, e Sergio hanno poi sparato dei fumogeni colorati in suo onore proprio qui nel piazzale antistante il locale. Questi gli aggiornamenti che arrivano al momento da Mestre. Se non ci sono domande, Filippo, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori per questo collegamento da Mestre con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Noi ci spostiamo sulla Castellana, andiamo a Treviso dove c'è per noi Francesca Bozza e parliamo di un giovane rapinatore. Francesca, buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Treviso, alle spalle di Tommaso Migot, la strada castellana dove si è vissuto un sabato pomeriggio di tensione. Tutto inizia intorno alle 13 quando un ragazzo di origini pakistane di 24 anni entra in un appartamento del condominio che Tommaso adesso sta inquadrando. È un appartamento gestito da una cooperativa dove lui era stato ospitato diversi anni fa e dove torna periodicamente in cerca di cibo. Una volta che si è introdotto è stato prontamente allontanato, ma non felice ha deciso di rubare la bicicletta di uno dei condomini e di allontanarsi. È stato però visto in questo gesto da un altro residente che lo ha avvicinato dicendogli appunto di lasciare la bicicletta e di non rubarla. Il 24enne ha a quel punto preso un bastone metallico in mano e ha inveito contro questo residente, minacciandolo anche con insulti. Ha tentato poi di allontanarsi e per guadagnarsi la fuga ha buttato a terra i bidoni dei rifiuti, ecco, che Tommaso sta inquadrando, che sono qui sul marciapiede, rompendo anche delle bottiglie. Nel frattempo però altri residenti hanno chiamato la polizia segnalando la presenza in strada di un uomo in evidente stato di alterazione, di agitazione. I poliziotti sono immediatamente intervenuti trovando ancora sul posto il ragazzo che aveva ancora in mano il bastone metallico, che è stato naturalmente sequestrato, mentre per il ragazzo è scattato l'arresto per rapina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte. Certo è che è stato un momento di grande tensione, di grande agitazione e anche di paura qui in strada Castellana. Se non hai domande, Filippo, con Tommaso Migot da Treviso è tutto, la linea può tornare a te. Grazie a Francesca Bozza e a Tommaso Migot per questo collegamento. Noi adesso ci spostiamo a Montebello Vicentino, una fuga di monossido e una 31enne si è sentita male in bagno ed ha perso la vita. Il padre e la sorella invece sono rimasti intossicati. Il killer silenzioso sarebbe lui ad aver colpito. Monossido di carbonio, gas senza colore, sapore, odore, che però è letale. La vittima è una 31enne, il suo corpo è stato trovato dalla sorella nel bagno di casa in contrada Agugliana, a Montebello Vicentino. Immediatamente è scattato l'allarme al 118. Sul posto medici e infermieri hanno tentato di rianimare la donna, purtroppo senza poter più far nulla. Anche padre e sorella, con cui la 31enne viveva, avrebbero avuto un malessere probabilmente dovuto a una lieve intossicazione, quindi sono stati portati in ospedale ad Arzignano per accertamenti. Le loro condizioni fortunatamente non sarebbero gravi e sarebbero stati dimessi. Sul posto anche i carabinieri di Montebello e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che hanno provveduto ad areare i locali.
Ora a stabilire se effettivamente ci sia stata una fuga di monossido toccherà al perito nominato dal tribunale. Intanto i dispositivi di riscaldamento sarebbero stati sequestrati. Le indagini sono in corso per stabilire esattamente cosa abbia scatenato la tragedia. Colpo di scena nella vicenda giudiziaria dei 3 fratelli Ramponi, responsabili della strage di Carabinieri di Casteldazzano. 2 dei 3 avvocati della difesa hanno lasciato l'incarico. Cambio di avvocati per 2 dei 3 fratelli Ramponi in carcere a Verona per la strage dei Carabinieri di Casteldazzano. Gli avvocati Fabio Porta e Domenico Esposito, incaricati d'ufficio della difesa di Franco e Dino Ramponi, hanno abbandonato l'incarico. Al loro posto è subentrata la legale goriziana Laura Luzzato Guerrini. All'origine della decisione di 2 avvocati ci sarebbe il difficile rapporto con i 2 fratelli, che in questi mesi non avrebbero mai mostrato alcun segno di pentimento e sarebbero convinti delle motivazioni che li hanno spinti al loro gesto folle ed estremo di far esplodere il casolare, provocando la morte di 3 carabinieri e il ferimento di una ventina di agenti delle forze dell'ordine che quel 14 ottobre erano intervenuti per eseguire lo sfratto dei 3 fratelli e una perquisizione alla ricerca di armi. A far esplodere il casolare era stata la sorella Maria Luisa Ramponi, che aveva azionato una molotov che aveva fatto saltare in aria l'abitazione satura di gas fuoriuscito dalle bombole lasciate aperte. La donna, dopo oltre 1 mese e mezzo di ospedale, è stata trasferita nelle scorse settimane in carcere a Montorio ed è difesa dall'avvocato Alessandro Ballottin. La donna era l'unica all'interno del casolare al momento dell'esplosione, mentre i fratelli vennero bloccati mentre tentavano la fuga. Dal veronese a Trieste ancora una violenta rissa nella zona di piazza Garibaldi a Largo Barriera. Un ragazzo marocchino di 24 anni è stato accoltellato ed è rimasto ferito gravemente al gluteo e al torace. Indagini della polizia locale. Accoltellato durante l'ennesima rissa in piazza Garibaldi, un ragazzo di 24 anni di origine marocchina versa in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara, ferito in 2 punti da una lama al gluteo e al torace. È stato trovato ieri sera verso le 7, sanguinante, accasciato su una sedia di un bar dai soccorritori giunti sul posto dopo la segnalazione di una maxi rissa tra almeno 20 persone, per lo più straniere, che però all'arrivo delle forze dell'ordine si erano già dileguate, lasciando solo il giovane ferito. Entrambe le lesioni sono profonde, in particolare quella al torace ha provocato anche un danno polmonare, anche se il ragazzo non è in pericolo di vita. Il giovane era in stato confusionale sia per lo shock dell'aggressione subita, sia per la probabile assunzione di sostanze. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno subito portato il ferito al pronto soccorso, sono intervenuti gli agenti della questura e la polizia locale, che ha avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti, acquisendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona, da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine. La rissa sarebbe andata in scena in un'ampia area tra piazza Garibaldi, Largo Barriera, le vie Parini e Pascoli e avrebbe provocato anche il ferimento di altre persone. Le indagini procedono nel massimo riservo da parte dell'ufficio di polizia giudiziaria della locale, tra le ipotesi quella di una guerra in atto tra diversi gruppi dediti ad attività criminali in città. Ed ora parliamo di quanto sta accadendo in Venezuela. Oggi dovrebbe essere tra poco il giorno in cui l'ex presidente oramai del Venezuela, Maduro, compare in tribunale a New York. Noi dall'Italia e soprattutto dal Veneto seguiamo invece con molta apprensione quali novità arrivino dal Sud America per quello che riguarda la sorte di Alberto Trentini, il cooperante del Lido che è detenuto a Caracas da più di 1 anno. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Sono ore di attesa, come dicevi giustamente tu, momenti di attesa. C'è tutta la comunità veneziana che è collegata minuto per minuto per capire cosa succederà. La novità di ieri è stata confermata la telefonata del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, alla famiglia Trentini, una telefonata che è stata appunto confermata ieri ma che risale a qualche giorno fa, in cui il Cardinale ha voluto portare la vicinanza della CEI alla famiglia Trentini,
scambio molto affettuoso e solidale, ma anche assicurare l'impegno e naturalmente la preghiera, dopo che, come sappiamo, è stata resa nota il testo della lettera con cui Armanda Corusso Trentini aveva scritto a Papa Leone XIV. Quindi c'è anche l'attenzione dei vescovi che sono in campo per cercare di favorire il ritorno a casa di Alberto Trentini, e si aspettano novità. Ovviamente non si sa se ci saranno novità a questo giro, se ci vorrà più tempo. Tra le ipotesi c'è anche quello che un'eventuale apertura delle carceri possa essere decisa non direttamente da Donald Trump, ma da chi poi Trump deciderà abbia le veci così di un governo provvisorio. Quindi stiamo a vedere, c'è comunque l'attenzione massima per vedere di trovare finalmente una soluzione a questa triste, drammatica e ancora ahimè aperta vicenda. Bene, Lorenzo, io ti ringrazio di questo aggiornamento. Naturalmente continuiamo a seguire minuto per minuto quali sono i possibili sviluppi di questa vicenda, e ne parleremo anche nel corso dei prossimi nostri telegiornali. Grazie di nuovo a Lorenzo Maier. È stato trovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo senza vita di Simone Dalbon, il 43enne di Schio, di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre. Le ricerche si erano spostate dall'ambiente urbano in montagna dopo il ritrovamento della sua auto parcheggiata al Pian delle Fugazze tra Trentino e Veneto. Il suo corpo è stato trovato in un canale innevato sotto Punta Favella, nel gruppo del Pasubio, sul versante veneto. La dinamica dell'incidente è in fase di analisi da parte delle autorità. È possibile che sia stata fatale una scivolata di oltre 150 metri lungo un vaio innevato e ghiacciato. Il ritrovamento è avvenuto grazie all'avvistamento di alcune tracce di ciaspole da parte di una squadra di terra del soccorso alpino e speleologico. All'indomani poi della morte di un altro alpinista, il 49enne di Marghera, travolto da una valanga nel Vicentino, il lutto e il ricordo di chi lo conosceva. Mi dispiace, non voglio parlare con nessuno. Non ci sono parole per descrivere il dolore. Nella casa di Asseggiano, dove Massimiliano Ferru, il 49enne, che ha perso la vita nelle piccole Dolomiti di Recoaro Terme nel Vicentino, viveva con la moglie e i suoi 2 figli, accanto all'anziana mamma. Una notizia arrivata come una doccia fredda che ha sconvolto la famiglia e chi lo conosceva bene, come il presidente dell'associazione Isgrafamasegni di Marghera, di cui Ferru faceva parte. Lui era dentro il direttivo da 5-6 anni, è entrato perché aveva voglia di fare, gli piaceva questo, gli piace questo mondo, gli piacerà sempre questo mondo. E ha portato la sua gioia, la sua bellezza di stare qui con i bambini, soprattutto perché lui aveva un carisma con loro che li sapeva sempre prendere, anche se erano dei rospi, li sapeva prendere, era proprio bravo. Con la voce rotta dal pianto, De Toni ricorda così Massimiliano, detto Maci, con una grande passione per la montagna, sempre entusiasta e pieno di iniziative. Il tantan del gruppo mi continuavano a chiamare perché non ci credevano che fosse lui, ma no, non è possibile, l'ho visto l'altro giorno, l'ho visto il 26, abbiamo parlato. Pazzesco. Una persona definita da tutti scrupolosa, un esperto della montagna che difficilmente avrebbe commesso errori. Si prefiggeva tutto con ordine prima di partire, organizzava tutto, andava sempre con qualcuno che potenzialmente ne sapeva più di lui e che comunque lo accompagnava, mai andare da soli. La montagna e comunque l'andare per monti è una di quelle cose che parte da dentro, dal cuore, ti porta in posti in cui non vanno tante persone, quindi il fatto dell'essere, non dico gli unici, ma i pochi a godere di quella cosa è una cosa che muove i passi da gigante. C'è un progetto lì di una via con cui avevamo fatto e collaborato e che aveva provato la settimana scorsa, l'idea è di dedicargliela, ma questo vabbè è niente in confronto. L'idea è comunque di trovarsi, io spero anche con la famiglia, perché eravamo un gruppo e
è un gruppo, ci si deve trovare di gruppo, quindi questa è la cosa bella di una comunità, il fatto che non ci si sente soli, non ci si lascia da soli, anche nel dolore. Queste cose qui vanno gestite, fanno male, però vanno fatte. Anche il mondo dei trasporti piange Massimiliano Ferru, che il 7 gennaio sarebbe dovuto rientrare in servizio all'Ali Laguna. Una bravissima persona, molto legata alla famiglia, ai figli, amante sportivo, amante dello sport, dell'aria aperta, sempre disponibile nei confronti degli altri, insomma una persona che lascia una persona per bene, che lascia un grande ricordo. Siamo vicini alla famiglia perché insomma il dolore, non c'è altro in questo momento qui, non c'è altro da fare, da dire, però senz'altro qualcosa faremo. Sulle nostre montagne venete c'è un lutto anche in provincia di Belluno. Malore fatale tra il rifugio Oronzo e Misurina. La centrale operativa è stata allertata da un uomo il cui amico era stato colto da malore mentre stavano scendendo in motoslitta. Arrivati all'altezza del secondo tornante, l'uomo alla guida del mezzo si era infatti fermato perché all'improvviso il compagno che stava dietro di lui era caduto a terra. Resosi conto della gravità della situazione, ha lanciato l'allarme e iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto sono sopraggiunti l'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites di Bolzano e una squadra del soccorso alpino di Oronzo, avvicinatisi in fuoristrada e poi con il quad. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Brutta disavventura invece per due escursionisti che hanno contattato il 118 perché si erano incrodati lungo il sentiero attrezzato del Kaiserjäger, sotto la cresta del Lagazuoi a circa 2600 metri di quota. I due, un 68enne di Milano e un 54enne di Corsico, non riuscivano più a muoversi a causa del ghiaccio. Avevano perso i ramponi e si trovavano a qualche metro l'uno dall'altro in posizione precaria, ormai prossimi al buio. Dopo averli geolocalizzati è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che li ha individuati sopra 300 metri di parete verticale. Recuperati dal tecnico di soccorso mediante verricello, i due sono stati trasportati a valle. Una ragazza di 18 anni residente a Trieste è caduta ieri pomeriggio mentre stava sciando lungo la pista di Prampero nel comprensorio di Tarvisio ed è stata trasportata nell'ospedale di Udine in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. La ragazza, che indossava il casco, ha riportato un trauma cranico con perdita di coscienza di alcuni minuti. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Controlli della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese al sistema Targa System non sono sfuggiti due automobilisti che guidavano, uno con la patente ritirata, l'altro con una polizza assicurativa contraffatta. Sono due cinquantenni gli automobilisti incappati nei controlli della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Il primo, un 52enne di Campo Sampiero, è stato fermato a Borgoricco. Il sistema Targa System aveva rivelato che l'auto viaggiava senza assicurazione e con revisione scaduta. Non solo, il conducente non aveva neppure la patente che gli era stata ritirata nel 2016. A Massanzago il controllo è toccato una donna di 53 anni che agli agenti ha mostrato una polizza assicurativa che si è rivelata contraffatta. La conducente aveva anche la patente scaduta. Per entrambi gli automobilisti sono scattate le sanzioni previste dal codice della strada. A Cassola, braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna sfondando la porta di casa e tentando di strangolarla. Violenza domestica a Cassola, scatta il braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna dopo che lei, al culmine di una lite, era riuscita a farlo uscire di casa. Non accettando la situazione, l'uomo ha forzato e scardinato la porta d'ingresso e una volta dentro si è scagliato con furia contro la donna, 47 anni, del posto, tentando di strangolarla e puntandole al volto la punta della chiave della macchina. La vittima è però riuscita ad allertare il 112. I carabinieri, una volta sul posto, hanno accertato la criticità della
della situazione, vedendo i chiari lividi sul collo dell'aggredita, oltre ai danni provocati dal soggetto, visibilmente alterato probabilmente anche sotto l'effetto di alcol. Hanno quindi proceduto all'allontanamento urgente dall'abitazione, provvedimento convalidato dal GIP di Vicenza che, constatata la pericolosità dell'individuo indagato per lesioni personali aggravate, ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e, oltre all'allontanamento, dicevamo, dalla casa familiare, ha emesso nei suoi confronti anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Piromani in azione la notte scorsa a Onedi Fonte, colpite 2 auto in via Golli. Le telecamere della zona hanno immortalato 2 uomini che hanno cosparso di liquido infiammabile una BMW, con le fiamme che hanno distrutto anche un'auto posteggiata a fianco e un attiguo ricovero attrezzi. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra dal distaccamento di Castelfranco Veneto e 2 dei volontari di Asolo. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri, sempre della stazione di Asolo. E ora voltiamo pagina, andiamo a Bassano del Grappa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri darà il via in questi giorni al lavoro di restauro e messa in sicurezza della facciata del Tempio Ossario di Bassano. L'anno nuovo porta notizie importanti per Bassano del Grappa, non solo per Bassano. Finalmente è ufficiale, partiranno fra pochi giorni i lavori alla facciata del Tempio Ossario. Se ne sta occupando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha messo sul piatto 400.000 euro per questa operazione, finalmente tanto attesa da anni e non solo, perché sono passati quasi decenni da quando si è iniziato a parlare di questi lavori. I bassanesi sono contenti, i turisti, le persone che amano la storia sono contente. Ci vorrà qualche tempo, poi si passerà anche all'interno del Tempio Ossario, ma sono tutte cose che racconteremo nei nostri telegiornali. A essere contenti di tutto questo ci sono anche gli alpini della sezione Monte Grappa, che da bravi custodi della memoria sanno cosa vuol dire avere in casa una cosa come il Tempio Ossario, vero Presidente? Verissimo, intanto auguri di buon anno a tutti i telespettatori. Vuol dire fare memoria ogni giorno, basta volgere lo sguardo e capire che qui si è fatta la storia, la nostra storia, la storia di un paese, di cui noi dobbiamo essere tutti custodi, ognuno per la propria parte, ognuno con le proprie competenze e soprattutto con il proprio cuore, perché bisogna sempre mettere il cuore in queste cose. Accogliamo veramente con piacere questa notizia, finalmente. Presidente, alpini portatori di pace, alpini custodi della pace, a volte però basterebbe girarsi per vedere cosa c'è all'interno di questo Tempio Ossario per ragionare diversamente sulla pace ai giorni nostri. Sì, perché se vogliamo leggere la pagina di storia che questi hanno scritto con la propria vita, con il proprio sangue, forse la smetteremo di pensare che si possa risolvere i problemi del mondo con i cannoni, con i fucili. È vero anche che purtroppo bisogna essere preparati, bisogna essere attenti alle cose che succedono attorno a noi, però ancora una volta di più volgiamo lo sguardo a cosa raccontano questi ragazzi qua e forse capiremo qualcosa di più. Noi volgiamo lo sguardo dal Tempio Ossario al Monte Grappa, alle montagne attorno a Bassano, che sono state testimoni di fatti che si vorrebbero a volte dimenticare, ma che bisogna ricordare. Ricordiamo che cominceranno i lavori fra poco, noi li racconteremo come sempre nel nostro telegiornale. Una notizia appena arrivata in redazione: a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile ed un mezzo pesante è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 51 di Alemagna nei pressi del chilometro 50,8 a Longarone. Siamo naturalmente in provincia di Belluno. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi della dinamica dell'incidente. Le cause naturalmente sono in corso di accertamento, una persona è rimasta ferita. Ultima pagina e parliamo di saldi. È stato un avvio positivo quello che si è registrato in Veneto, tanto che Federmoda ha ritoccato al rialzo le cifre stimate pro capite. In regione il giro d'affari si aggirerà sui 400 milioni di euro.
È un segno più rispetto al 2025, quello che fa sorridere i commercianti che salutano con soddisfazione il primo giorno di saldi in tutta la regione. Toccate, ma al rialzo, le cifre di spesa per le famiglie venete che dovrebbero arrivare ai 135 euro pro capite. Sta andando abbastanza bene, diciamo che siamo contenti per il meteo. Abbiamo i primi dati dei colleghi che danno un più 0, quindi è sempre un più davanti, un dato molto cauto. Diciamo che dopo una stagione molto difficile per l'abbigliamento vediamo un po' di arrivare a valle con dei saldi. Se i saldi ufficiali sono partiti in queste ore, da dopo Natale avevano preso il via le vendite promozionali che fanno togliere alla categoria un sassolino dalle scarpe. Purtroppo abbiamo questo divieto di promozioni 30 giorni prima dei saldi che non viene rispettato, non viene neanche controllato, quindi avevamo già chiesto all'ex assessore marcato la rimozione, l'abbiamo ributtata, lo chiederemo anzi a neo assessore Bitonci per riformulare il commercio, riformulare un po' le regole dei saldi che sono molto difficili da controllare, soprattutto anche per il web, perché il web sappiamo che abbiamo lo stesso mercato con regole completamente diverse, lì non esiste proprio nulla. Neo assessore regionale Massimo Bitonci è già al lavoro per una proposta di legge del commercio che Capitanio commenta così. Sappiamo che senza negozi non vivono le città, non vive il paese, non vive neanche il comune, quindi abbiamo bisogno di intervenire urgentemente per dare dei piani attivi, delle politiche attive per invitare anche i giovani ad aprire attività fisiche. E allora andiamo a vedere com'era, dopo aver sentito i commercianti, andiamo a sentire anche l'umore degli acquirenti. Qui siamo a Bassano del Grappa. Che i saldi abbiano inizio. Con l'anno nuovo partono anche i tanto attesi ribassi nei negozi e per molti è arrivato il momento giusto per approfittarne. Io sì, purtroppo. Sì, qualcosina se trovo sì, se trovo. Magari sì, perché no, magari anche per fare degli ultimi regalini o per concedersi qualche sfizio. Andiamo a sensazione quando vediamo qualcosa che ci piace. Qualcosina la troviamo sempre noi. Però giustamente, insomma, visto che abbiamo già fatto tutti i regali di Natale, adesso ci accontentiamo per noi e ci facciamo un giro. Ecco, ci sono anche i saldi, quindi è anche meglio. E certo, ne approfittiamo. Veniamo da Rovereto, in provincia di Trento, per fare un po' di acquisti, per vedere un po' di negozi qua. Abbiamo trovato anche il mercato, quindi tutto bene, ci stiamo divertendo. Ormai siamo agli sgoccioli, li abbiamo già spesi per le feste, però c'è sempre qualche taschina nascosta. Adesso stiamo facendo un giro e speriamo di trovare delle cose belle e a poco prezzo. Ma c'è anche chi invece di acquisti post feste non ne può più. No, gli armadi pieni, basta così. Non ci sono più soldi. Brava. Abbiamo preso un sacco di regali a Natale, siamo a posto. Penso che gli acquisti li abbiamo già fatti. Il saldo serve solo per l'occasione, ma è una cosa in più, però gli acquisti importanti li fai prima dei saldi. Tra le vetrine del centro c'è fermento, qualcuno sa già cosa comprare e quanto spendere, altri si lasciano ispirare. Ho comprato un pigiama, in realtà ho già comprato un pigiama etnico, mi piace molto e poi vedo. Magliettine intimissimi, cose così versatili da portare sempre, sì, qualcosa di semplice. Sorpresa. Tutto sorpresa. Stiamo cercando un cappotto, lo sto cercando insomma dall'altro inverno, vediamo se troviamo qualcosa per i negozi. Mi lascerò ispirare, comunque ci sono sempre cose carine da comprare. Un budget? 120 euro, anche 150, perché no, poi per i regali non c'è mai abbastanza budget. Il tutto però non senza attenzione a qualità, prezzi e reale convenienza. E controllate bene però il prezzo prima. Esatto. E se ne vale la pena, è scontrino e anche che si possa ricambiare. Dunque, questi gli umori a Bassano del Grappa, si è detto prima, l'abbiamo sentito da parte di Federmoda a Padova, che si spera anche nel bel tempo. Ebbene, oggi Trieste, o almeno alcune parti di Trieste, si sono ritrovate sotto una fitta nevicata. Alle 5 di questa mattina è iniziata una forte nevicata sul Carso e sulle parti alte di Trieste. Già da questa notte sono iniziate le operazioni dei mezzi spargisale sulle strade.
Ci troviamo ora nei pressi di Grozzana, una delle località carsiche più alte, vicino al valico di Pese. Vediamo il paesaggio totalmente ricoperto di neve, sta nevicando sempre più abbondantemente. Vediamo la neve alta quasi 2 centimetri. Le strade sono in condizioni abbastanza buone, a parte qualche punto che troviamo più critico, magari nelle salite un po' più ripide. Ecco, ci troviamo in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale di Grozzana, Febo Della Torre. È la prima nevicata dell'anno. Buongiorno, sì, sono il presidente dello Slovensko Krasno Društvo Krasnopolje di Grozzana e sì, per noi questa è la prima nevicata e giunge copiosa perché non eravamo più abituati a questo clima. Negli scorsi anni le nevicate sono state molto sporadiche e di lieve entità, però quest'anno diciamo che romanticamente ci è stato donato questo panorama e questa bellissima atmosfera. Certo, qualche piccolo disagio ovviamente c'è, ci sono gli inconvenienti dovuti anche alla tipicità morfologica del paese, che è comunque un paese fatto di salite e discese e quindi non è molto semplice riuscire a mantenerlo, però c'è l'impegno di tutti i paesani, c'è l'impegno del comune di Dolina e dei suoi rappresentanti dell'amministrazione che ci stanno comunque assistendo come possono e con molta attenzione. Ecco. Abbiamo visto l'auto spargisale prima, hanno iniziato presto le operazioni? Sì, sono iniziate presto, però l'autovettura di servizio che avete individuato è quella riferibile alla provincia, all'ex provincia di Trieste, che si occupa della manutenzione della strada che va da Pesek fino al centro del paese dove c'è il monumento, perché quella è quella servita dal trasporto pubblico. Diciamo che l'anello del paese invece è di competenza del comune, che si sta adoperando attraverso la protezione civile e attraverso anche la cooperazione fattiva di tutti noi paesani per cercare di dare una migliore agibilità alle strade che ci sono qui all'interno del borgo. Ecco. Apriamo la pagina della politica. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, intende introdurre una nuova figura di assistente nelle case popolari per aiutare anziani soli e fragili. Alberto Stefani nel 2026 vuole portare negli edifici di edilizia popolare una figura stabile di assistente di comunità per aiutare gli anziani soli e i residenti fragili. Non sarebbe un infermiere o un operatore sanitario, ma qualcuno nei condomini o nei quartieri che aiuti nei piccoli problemi, che faccia rete, che intercetti situazioni di disagio. Il modello è quello giapponese o dei paesi scandinavi. Un progetto, spiega Stefani, che vuole ridurre solitudine e marginalità. Stefani parla di un welfare di prossimità per rafforzare la collaborazione tra comuni, ULSS e mondo del volontariato. Si creerà un albo di queste nuove figure e conferma che sono già 57 i comuni interessati alla nuova professionalità. Un'idea che sul piano sociale piace e intercetta un bisogno reale. In Veneto crescono gli anziani che vivono soli, spesso in alloggi popolari con fragilità che non sono solo sanitarie ma relazionali. Ma il progetto apre anche alcuni interrogativi. Il primo riguarda le risorse. Chi pagherà questi assistenti? Le famiglie? E se non hanno possibilità, con che contratti? E come il progetto verrà mantenuto nel tempo? Altro nodo, la formazione e le responsabilità. Se l'assistente dovrà anche monitorare situazioni di fragilità, sarà necessario definire ruoli, limiti e tutela professionale per evitare di creare una figura tuttofare senza strumenti adeguati. I pericoli sono evidenti quando si gestiscono masse di informazioni delicate. Stefani disegna una regione che punta su domiciliarità e prevenzione. Decisivo il confronto con comuni, ATER e ULSS per definire modalità operative e tempi di avvio. Elezioni provinciali e comunali nel Trevigiano. Continua il braccio di ferro tra la Lega e i Fratelli d'Italia. I meloniani sono disposti a cedere sul Sant'Artemio, ma la contropartita è Castelfranco. Guardiamo con fiducia al fatto di poter avere anche dei candidati di Fratelli d'Italia a partire dal primo comune per importanza che va al voto alle prossime elezioni amministrative. Siamo certi che sia la Lega a dover dare le carte per quanto riguarda la provincia, per il resto siamo disposti a valutare assieme.
Chiamatela arte della diplomazia, quello che il numero 1 di Fratelli d'Italia nella Marca mette in campo nella nostra prima edizione è un concetto traducibile così: possiamo cedere sulla provincia, ma sui comuni non arretriamo, in primis su Castelfranco. Sono giorni cruciali per trovare la quadra nel centrodestra alla voce candidato presidente della provincia. E la lotta con la Lega, pur in punta di fioretto, è concreta. Elezioni provinciali e amministrative sono legate a doppio filo, come in un effetto domino. 2 giorni fa, proprio in prima edizione, Dimitri Coin ha lanciato il messaggio: se non si trova unità sulla provincia, liberi tutti alle comunali. E unità per la Lega significa candidato del Carroccio. Alla mossa del suo omologo provinciale, Lo Perfido muove la sua pedina nella scacchiera. La priorità è mantenere unito il centrodestra. Chiaro che non a qualsiasi costo, quindi basta condividere persone che sono in grado di tenere unito il centrodestra. Prima condizione dei meloniani. È vero, la Lega ha più peso nelle votazioni essendo elezioni di secondo livello, ma non può essere questo il metro decisionale. Non è per una questione aritmetica di numeri che si dice il candidato deve essere di questo partito piuttosto che di quell'altro, ma si cerca di individuare la figura più adatta che possa consentire al centrodestra di vincere, governare o amministrare. Il passo indietro fatto, nonostante i numeri, sul candidato presidente di regione deve far capire quanto forte sia la volontà di Fratelli d'Italia di valutare l'insieme delle cose. Seconda condizione, vogliamo sapere al più presto il vostro nome finale, perché non basta la rosa dei 4 sentiti in questi giorni: Zanchetta, Benedos, Bordin e Donadel. Noi abbiamo visto quella famosa rosa di 4 nomi, è chiaro che hanno un peso diverso ognuno di esse, quindi cercheremo di convergere su quello che può essere il nome più rappresentativo del centrodestra. Un nome che deve andare bene anche a noi, dice sostanzialmente Lo Perfido, ma c'è anche la terza condizione. Se Fratelli d'Italia non ha il presidente della provincia, magari può avere altri ruoli importanti che possono dare quella visibilità necessaria che fa capire come Fratelli d'Italia possa avere operatività anche all'interno della provincia. E qui si torna all'inizio. Lo Perfido fa capire che sulla provincia Fratelli d'Italia cederà, quindi Liberi Tutti di Coin è scongiurato, ma c'è una contropartita e si chiama Castelfranco. Alla Lega la provincia, ma Castelfranco tocca a noi. Alla Lega la provincia, sul tavolo delle amministrative, Fratelli d'Italia ha i suoi validi candidati. Ovviamente per quanto riguarda i comuni più grandi probabilmente non ci si fermerà soltanto ad una interlocuzione a livello di singoli circoli comunali, ma ci sarà una discussione a livello provinciale. Noi siamo pronti a proporre i nostri migliori amministratori proprio perché ci teniamo a far vedere che anche nei comuni più grandi anche Fratelli d'Italia è in grado di dire la propria. Il problema è che la Lega non ha nessuna intenzione di mollare la città del Giorgione. Insomma, lo scacco matto è ancora possibile. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati con Focus TG, continuiamo a parlare di politica, andiamo ad Arcugnano perché oggi è il giorno in cui il prefetto di Vicenza nomina il commissario che sostituirà il sindaco sfiduciato dalle dimissioni dei suoi consiglieri. Ascoltiamo per l'appunto il primo cittadino uscente, Marco Carollo. Ci hanno accusati di immobilismo, mentre in questo anno e mezzo abbiamo pianificato moltissime attività. Il sindaco rispedisce al mittente le accuse che hanno portato 8 consiglieri su 12 a presentare le dimissioni e di fatto far sciogliere il Consiglio Comunale di Arcugnano e sottolinea invece quanto fatto finora. Abbiamo iniziato la collaborazione con il Comune di Zovencedo per la gestione associata del sociale e della protezione civile. Abbiamo il progetto del centro diurno per persone non autosufficienti, le asfaltature delle strade che partiranno a primavera e la sistemazione delle frane che sono avvenute l'anno scorso. Resta il nodo più grosso dell'inagibilità della scuola media Foscolo inaugurata 2 anni fa, per cui è stato avviato l'iter giudiziario. Quasi 3 milioni di danni ormai acclarati della scuola Foscolo sono il macigno che pesa sul bilancio di quest'anno e sulle scelte future. Ma si aggiunge anche la tegola del fallimento dell'impresa, il che determina l'interruzione del processo. La riapertura della causa dovrà avvenire su iniziativa del Comune di Arcugnano e non sarà in automatico. A questo si aggiungono i rapporti con l'ex assessore al bilancio Enrico Zucconi, coordinatore di fatto della Fronda in Consiglio Comunale. Molte assenze di amministratori nel corso dell'anno si sono fatte sentire. Giorni fa
sono dovuto andare a fare una denuncia perché su dei permessi retribuiti per amministratori ci sono delle firme che io non riconosco. Le visioni sul futuro di Arcugnano, così come il metodo di gestione amministrativa, si sono rivelate purtroppo progressivamente distanti e non più compatibili. I rapporti con l'assessore Zucconi dal punto di vista personale non avevano dei problemi. Avevano dei problemi dal punto di vista amministrativo, perché come sindaco mi sono sentito in diritto-dovere di chiedere ragione delle sue assenze dalla giunta, perché il 60% di presenze in giunta mi sembrano veramente una quantità esigua per poter svolgere in modo attento e completo la sua delega. Oltretutto, nella delega che ha anche per le attività produttive, i risultati sono pari a 0. È da inizio ottobre che ho chiesto all'assessore al bilancio di presentare la sua proposta. Sono ancora in attesa di vederla. Parliamo del Tribunale della Pedemontana. A Bassano ci sono stati fuochi d'artificio nel corso del nostro talk show Focus, dove Morena Martini non le ha risparmiate a nessuno. Si potrebbe chiamarla la guerra dei tribunali, se effettivamente i tribunali in guerra fossero 2. Ma siccome quello di Bassano è ancora per strada e quello di Vicenza è al centro di un arroccamento da parte di avvocati e categorie, al massimo possiamo parlare di cannonate beriche, il percorso che dovrebbe portare alla nascita del Tribunale della Pedemontana. E alle cannonate risponde, passateci l'analogia, l'artiglieria da montagna di Morena Martini, ospite di una infuocata puntata di Focus. Noi siamo tranquilli e sereni, il bassanese anche allargato, questa pedemontana allargata, ma perché non veniamo rispettati? Noi non porteremo via niente, l'abbiamo detto, non vogliamo fare la guerra a nessuno, l'ha detto l'avvocato Mauro, sono gli altri che continuano a fare la guerra a noi. Non porteremo via giudici da Vicenza, non porteremo via giudici da Treviso. Anzi, dovrebbero essere contenti Vicenza e Treviso, perché avranno meno cause. L'ex sindaco di Rossano Veneto, ora consigliera regionale, parte da lontano nella sua calorosa difesa del progetto bassanese e cita pure le prospettive poi azzoppate di Bassano e del suo territorio come 8ª provincia del Veneto. Vorrei ricordare che il bassanese è il cuore dell'economia vicentina e non ci hanno fatto fare la provincia di Bassano, Tempori Bussilli, proprio perché avremmo portato via una fetta economica enorme a madre Vicenza. Chiude con i fuochi d'artificio Morena Martini e con un invito ai vicentini. Sentite. Vicenza non dovrebbe sentirsi la Cenerentola della sua provincia, sono 2 città importanti, Vicenza che è città capoluogo e purtroppo da bassanese, mi permetta, resterà città capoluogo perché non ci hanno fatto diventare provincia, ma Bassano è l'8ª città del Veneto, vogliamo dircelo, e ha una dignità e basta metterci l'uno contro l'altro. Vicentini, state pur sereni e fateci vivere la nostra vita da vicentini bassanesi. Rimaniamo sempre a Bassano del Grappa, perché se aveste ricevuto un messaggio strano dal sindaco di Bassano Nicola Finco, attenzione, non è lui, gli hanno hackerato il profilo. Ho avuto diverse segnalazioni da parte di alcune persone che mi seguono sui social, in quanto hanno ricevuto da un mio profilo fake dei messaggi dove proponevo degli investimenti finanziari e quant'altro, e quindi come mi hanno segnalato la cosa, ho subito segnalato all'amministratore del sistema e quindi speriamo che il problema sia risolto, in quanto mi dicono che questo profilo è sparito e che non si ripeta più. Il sindaco di Bassano del Grappa non è diventato un promotore finanziario. A chiarirlo è lo stesso Nicola Finco. Il suo profilo Instagram è stato hackerato e qualcuno si è spacciato per lui. E così diversi follower hanno ricevuto questo messaggio sospetto. Ciao, di recente ho aperto un gruppo di scambio di investimenti su WhatsApp. Condividiamo quotidianamente esperienze di investimento e tendenze di mercato all'interno del gruppo, attualmente gratuito. Vuoi unirti a noi? Attenzione, il messaggio non proviene davvero dal sindaco, ma da malviventi che in qualche modo sono riusciti a impossessarsi dei dati di accesso del suo profilo social. Non solo, successivamente hanno creato un altro profilo, chiaramente falso, a nome del sindaco e identico a quello istituzionale, stessa foto profilo e descrizione, continuando a inviare questi messaggi
messaggi. Sono già state avviate tutte le procedure necessarie per ripristinare l'account e bloccare la truffa. Salvaguardare i pozzi idropotabili tra Montecchio Precalcino e Villa Verla. Per questo il Partito Democratico ha presentato una mozione alla Giunta regionale del Veneto. Ci preoccupa il cosiddetto progetto Silva nell'area ex Saffardo Martini a Montecchio Precalcino. Ricordo che gli abitanti di due ville si approvvigionano per quanto riguarda l'acqua potabile direttamente dalla falda perché sono privi di acquedotto. Serve quindi un'azione veloce della Regione a 20 anni dall'approvazione della legislazione nazionale. Per questo il consigliere regionale neoeletto del PD ha presentato con i suoi colleghi di partito una interrogazione alla nuova Giunta del Veneto per sbloccare l'iter autorizzativo fermo in Regione. Ad agosto 76 sindaci avevano chiesto una zona di salvaguardia di Villa Verla Due Ville, vietando qui la gestione di rifiuti e lo smaltimento di sostanze chimiche. Insieme a Chiara Luisetto, che di questa vicenda si era già occupata nella precedente legislatura, abbiamo chiesto alla Regione di procedere velocemente all'approvazione delle aree di salvaguardia che il Consiglio di Bacino nell'agosto di quest'anno aveva già portato in approvazione. Si sono mosse le amministrazioni comunali, si sono mossi i gestori del servizio idrico integrato per tutelare la falda in un punto che è tra i più strategici per l'approvvigionamento idrico di tutta la regione, sopra una delle falde acquifere più grandi d'Europa. Ed ora parliamo di economia con una notizia che è destinata a far discutere e sta già facendo discutere. In Regione il Veneto non è più la locomotiva economica d'Italia. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, nel 2026 il Veneto non solo sarà superato dall'Emilia Romagna per prodotto interno lordo, ma scivolerà al 10° posto tra le regioni italiane. Nel 2026 l'Emilia-Romagna scalzerà il Veneto dal primo posto in classifica e diventerà la nuova locomotiva economica del paese. È la previsione dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Alla tenuta del settore meccanico, delle auto di lusso e delle biotecnologie, l'Emilia-Romagna aggiunge un mercato del lavoro solido, investimenti pubblici mirati e strategie per l'innovazione e le esportazioni che hanno creato uno sviluppo che potrebbe consolidarsi anche negli anni a venire. Al netto del periodo del Covid, da più di un ventennio il Veneto ha invece una crescita inferiore alle regioni più avanzate d'Europa. È evidente che la fine degli investimenti per le Olimpiadi Milano-Cortina e la scadenza dell'utilizzo delle risorse del PNRR prevista per la prossima estate avranno un impatto rilevante sulla nostra economia. Ma al di là di queste particolari circostanze, il Veneto, come del resto tutto il Paese, continua a manifestare difficoltà nel consolidare una crescita strutturale, prospettando così un ulteriore anno di stagnazione economica che auspichiamo possa essere l'ultimo. Nel 2026 una lieve ripresa delle esportazioni e la stabilità dei consumi delle famiglie e della pubblica amministrazione permetteranno al PIL del Veneto di crescere dello 0,64% rispetto all'anno scorso, un risultato che lo fa scivolare al 10° posto tra le regioni italiane. Al nord cresceranno di meno solo il Trentino Alto Adige e la Liguria. Dopo il più 0,86% sul 2025 dell'Emilia Romagna, arrivano il Lazio, il Piemonte, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Il problema non è tanto la ciclicità congiunturale, quanto l'assenza di fattori endogeni capaci di sostenere nel tempo l'espansione del PIL regionale. Al netto degli anni del Covid, infatti, da oltre 20 la crescita anche del Veneto rimane sistematicamente inferiore alla media europea. Per questo urge una seria riforma sia fiscale che burocratica. La provincia di Vicenza intanto conferma il suo peso economico a livello nazionale, ma dietro ai numeri positivi emergono segnali di preoccupazione. In particolare cresce in modo molto forte il ricorso alla cassa integrazione, più che triplo rispetto alla media italiana. Vicenza resta una delle province più ricche e produttive d'Italia, ma sotto la superficie emergono criticità importanti. Lo conferma l'analisi della Camera di Commercio che commenta i dati del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Per quanto riguarda la ricchezza e i consumi, Vicenza è al primo posto in Italia. Il reddito medio dei lavoratori dipendenti supera i 25.500 euro annui e la ricchezza media delle famiglie si avvicina a 400.000 euro. Un segnale di solidità economica che distingue il territorio, ma non tutto brilla allo stesso modo. Il dato che preoccupa è quello della cassa integrazione. A Vicenza nel 2024 sono state autorizzate in media 262 ore di CIG per impresa contro le 79 della media nazionale, un numero che colloca la nostra provincia agli ultimi posti in Italia. Dietro a questi numeri la Camera di Commercio vede le difficoltà di alcuni comparti industriali e la fatica delle aziende nel reggere tra costi, margini
margini in calo e incertezza dei mercati. Non mancano altre ombre. Vicenza scivola anche sul fronte della sicurezza informatica e della qualità dell'aria, mentre resta elevato il costo delle abitazioni che frena l'accesso dei giovani al mercato immobiliare. Sul fronte del lavoro però la qualità della vita dei bambini e degli anziani resta buona e il territorio continua ad essere trainato dal suo DNA manifatturiero. Un quadro quindi in chiaroscuro. Vicenza resta forte e produttiva, ma il ricorso crescente alla cassa integrazione è un campanello d'allarme che il sistema economico locale non può ignorare. Sul futuro dell'edilizia in provincia di Venezia invece pesa l'incertezza della fine dei finanziamenti del PNRR. Il 2026 sarà comunque ancora un anno positivo. Il 26 è un anno in cantieri, soprattutto perché molti sono partiti, sono in corso, il PNRR non è concluso, diciamo che il giugno 26 è la data, ma poi insomma non credo che ci sia una tagliola così severa su giugno, per cui io credo che il 26 sia ancora un anno positivo. Appena archiviato un buon 2025, il presidente dell'Associazione Costruttori Giovanni Salmistrari parla di un comparto edile che continuerà a sorridere anche quest'anno nella città metropolitana di Venezia. Il 2026 si annuncia un anno in cui non mancherà il lavoro. Al Lido di Venezia partirà l'operazione dell'ospedale al mare, dell'ex ospedale al mare, operazione molto importante. Per quello che riguarda il pubblico abbiamo il progetto approvato della cosiddetta piastra sopra la stazione di Mestre, ci sono le opere del bosco, cosiddetto Bosco dello Sport, insomma ci sono tante opere. Se nel 2024 era venuto il sorpasso dei lavoratori stranieri in edilizia sugli italiani, il 2025 ha aumentato ulteriormente il distacco. Gli operai stranieri oramai sono il 56%, gli italiani il 43%. Ma italiani o stranieri che siano, le previsioni ottimistiche per il settore sul breve termine iniziano ad assumere tinte più fosche appena si getta lo sguardo verso un futuro meno prossimo. Vediamo con un po' di preoccupazione il 27. Perché? Perché i soldi sembrano un po' finiti da parte dello Stato e il privato, a mio avviso, il fatto di aver eliminato completamente le agevolazioni fiscali avrà una ricaduta soprattutto sulle piccole opere dei privati. In Veneto sono già più di 7.000 le persone che hanno aderito alla class action contro l'ex Miteni per chiedere il risarcimento dei danni da esposizione ai FAS nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Oltre 7.000 persone hanno già firmato. Sono cittadini che vivono o lavorano dal 1996 nelle aree interessate dall'inquinamento da PFAS nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Hanno deciso di aderire all'azione legale collettiva per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della contaminazione provocata dall'ex stabilimento Miteni di Trissino. L'iniziativa, chiamata Risarcimento Miteni, mira a consentire agli esposti ai PFAS, composti chimici definiti eterni e pericolosi per la salute, di far valere i propri diritti senza anticipare spese legali. Sarà la società a sostenere i costi, affidando la gestione del contenzioso a un team di legali italiani e statunitensi esperti in cause ambientali. L'obiettivo è di arrivare fino a un massimo di 15.000 aderenti. Le richieste di risarcimento potrebbero partire da 30.000 euro fino ad arrivare, nei casi più gravi, a $500.000. Il precedente che fa scuola è quello delle grandi cause americane contro le multinazionali chimiche come 3M e DuPont, già condannate a pagare miliardi di dollari per contaminazioni analoghe. Nei mesi scorsi i manager delle diverse gestioni Miteni sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Vicenza. La causa verterà sull'accertamento delle responsabilità nella dispersione dei PFAS nelle falde acquifere, con conseguente esposizione della popolazione attraverso l'acqua potabile. Il numero degli aderenti alla class action cresce perché la ferita ambientale e sanitaria aperta dai PFAS resta viva nel territorio e che per migliaia di famiglie la parola giustizia è ancora un approdo da raggiungere. Il centro prelievi del San Bortolo 2 sarà attivo ai primi di febbraio. Ad annunciarlo Patrizia Simeonato, direttore generale dell'ULSS 8 Berica, nel corso del bilancio annuale delle attività dell'azienda sanitaria. I risultati di questo anno sono risultati molto soddisfacenti, nel senso che chiudiamo l'anno con
veramente esiti positivi. Il 2025 è stato un anno di consolidamento, secondo il direttore generale dell'Usotto Berica, sia dal punto di vista organizzativo, con la valorizzazione della gestione a livello dipartimentale, sia per quello strutturale, con attenzione alle attività multidisciplinari e il completamento delle opere e l'avvio effettivo delle nuove strutture a Montecchio Maggiore e a Vicenza. Sicuramente spiccano a livello appunto proprio anche di importanza due nuove strutture, che sono l'ampliamento del San Bortolo, attualmente denominato il San Bortolo 2. San Bortolo 2 che verrà attivato con il nuovo centro prelievi già dal 2 di febbraio, lo attiveremo, dopodiché seguirà anche l'attivazione di una serie di attività di natura ambulatoriale. Per chiudere poi, questi sono gli impegni che abbiamo attualmente avuto da cronoprogramma, verso maggio, giugno chiuderemo i lavori strutturali per riuscire ad attivare la struttura dopo l'estate. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati sempre in diretta su Focus TG e conto alla rovescia per la festa della Befana. Padova, preparativi in Prato della Valle, dove la grande veccia non sarà bruciata ma andrà in scena un grande spettacolo corale all'insegna del rispetto dell'ambiente, della dolcezza e della comunità. Un grande spettacolo a cielo aperto nella piazza simbolo di Padova, Prato della Valle, che si prepara ad accogliere la Befana e tutti i suoi aiutanti dalle 15 alle 17 del 6 gennaio. Niente falò, l'aria che respiriamo è importante. La vecchia torna con la grande marionetta, tutto in materiale riciclato. La stessa da qualche anno, perché ci accompagna dal momento in cui non è più stato possibile fare il falò. E quest'anno è stata rimessa in sesto, sono state cambiate le corde, rifatto il trucco, quindi è sempre la solita vecchia, ma che si presenta in nuova veste e sarà accompagnata da dei momenti di spettacolo di magia e dei momenti di musical. Da Frozen ad Aladdin, dal Libro della giungla, Klaus, grande musica ma anche la magia di Befana sui trampoli e subici artistiche e di una specialissima vecchia, la Befana amica dei bambini, quella dei Vigili del Fuoco. Da sempre, anche se tu chiedi a un bambino cosa vuoi fare da grande, il pompiere. Quindi sì, Vigili del Fuoco e i bambini è un mix che ha sempre funzionato molto bene. Noi siamo affezionati ai bambini ed è il nostro futuro e credo che farli divertire in semplicità, utilizzando anche un format un po' vecchio che è la nostra vecchia Befana, che è una tradizione secondo me molto importante e che i Vigili del Fuoco continuano con molto entusiasmo a fare, a partecipare. Non posso svelare tutto, diciamo che arriverà una Befana sopra un mezzo dei Vigili del Fuoco, sopra l'autoscala dei Vigili del Fuoco, che è secondo me il nostro mezzo più rappresentativo, molto scenografico e amato dai bambini. 4.300 le calze pronte per tutti i bambini in un pomeriggio che sarà accompagnato da sorprese e novità. Doppia novità, un autobus vintage che starà vicino ai punti di distribuzione delle calze, che sono più di 4.000, e un LED wall di 5 metri per 7 che creerà una sorta di scenografia digitale. Una festa che incornicia un Natale che ha registrato ottime presenze in città. È un'altra dimostrazione della capacità di fare squadra quando c'è da mobilitarsi, quando c'è anche l'aspetto della presenza dei bambini. Sono tante le realtà associative che si mettono a disposizione ed è il modo proprio migliore anche per fare comunità e questi grandi eventi sono l'occasione per dimostrarlo. Dopo i recenti casi di vandalismo gratuito da parte di bande giovanili in diversi comuni della Marca trevigiana, ad Arcadia hanno preso provvedimenti per evitare che lo storico Panevin prenda fuoco anzitempo. Drastico il sindaco verso i malintenzionati: se ci provate, attenti alle randellate. Controlli rafforzati per stanotte al Panevin di Arcade, che sarà guardato a vista. Dopo gli ultimi episodi di vandalismi e bravate in diversi comuni della Marca da parte di bande giovanili, il sindaco Domenico Presti non lascia scampo a malintenzionati. Il Panevin è vigilato, oltre che video sorvegliato, quindi se viene qui probabilmente comunque troverà una bella accoglienza. Direi una cosa simpatica, magari viene qui prendendo due randellate, forse è meglio che non viene nemmeno a provarci.
Ma Arcade non sarebbe poi l'unico comune che ha rafforzato i controlli alle cataste pronte per la notte dell'Epifania, e Presti però va oltre nella prevenzione con pattuglie rafforzate contro i borseggiatori e baby gang. Abbiamo alzato di circa 20 unità i volontari tra alpini e i carabinieri in congedo, una quindicina di carabinieri dell'ANC e quindi oltre 80 degli alpini dei vari gruppi del circondario. Inoltre ho 15 uomini delle forze di polizia tra carabinieri e polizia locale, quindi anche lì ho fatto un ritocco, praticamente ho chiesto un po' di forze in più. E proprio per prevenire ogni possibile caos ci saranno varchi rafforzati con controlli antibotti e petardi. Voglio anche ricordare che c'è un'ordinanza che vieta i botti, vieta l'ingresso o l'accesso con bottiglie di vetro e lattine, nonché anche il divieto per i commercianti della vendita di questi prodotti. Vi ricordo che tutti gli accessi alla piazza di Arcade sono tutti blindati, quindi noi abbiamo 8 accessi, anche quelli minori, sono blindati comunque con mezzi pesanti che sbarrano come secondo sbarramento l'accesso. Prima abbiamo una transenna con un alpino che fa da filtro. Come ogni anno attese migliaia di persone, soprattutto famiglie con bambini, a cui il sindaco vuole garantire un momento di divertimento in sicurezza sotto tutti i punti di vista. Questo falò in particolare, che è il più alto e più grande della provincia di Treviso, non solo ma del Veneto, visto che anche quest'anno il governatore nuovo Stefani verrà ad accenderlo, è fatto nella massima sicurezza. Ricordo a tutti, se non lo sapete, che a pochissimi metri c'è un'autobotte dei pompieri ed è l'unico Panevin che vanta un'autobotte dei pompieri a ridosso della Pira, quindi credo che il massimo della sicurezza ci sia tutto. E per chi non avesse ancora capito, il sindaco ripete: per stanotte ci sarà qualcuno che vigilerà per questo Panevin, per evitare che qualcuno, come dire, anticipi le cose? Certamente, perché comunque prende una randellata se viene qui. Non lo consiglio perché appunto Panevin è vigilato tutta la notte. E con questo avviso si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera in diretta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa. A seguire il telegiornale di Vicenza, quindi questa sera alle 21:20 circa l'appuntamento con il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.